Un messaggio vocale che cambierebbe il senso della rissa sfociata nella morte di un ventenne, Lorenzo Cristea. Lo ha depositato in procura l'avvocato difensore di uno dei giovani accusati dell'omicidio del coetaneo avvenuto 2 settimane fa a Castelfranco Veneto nei pressi del parcheggio della discoteca Playa Loca. Il legale sottolinea come questo messaggio porrebbe i fatti avvenuti sotto una luce diversa, ponendo, secondo la sua visione, gli aggressori come aggrediti da chi poi nella rissa ha avuto la peggio per la reazione difensiva, ma purtroppo letale, di chi si era trovato aggredito. Il contenuto del messaggio dei PR, come riporta il Gazzettino, spiegava come Lorenzo, il giovane deceduto, lo avesse chiamato prima dei fatti, dicendogli di andare alla discoteca perché fra poco succederà un casino. Una frase che, secondo i difensori, dimostrerebbe una fase preparatoria di un'azione punitiva nei confronti dei 2 giovani poi arrestati. Al momento si trovano in carcere il 22enne Taha Bernani, difeso dagli avvocati Fabio Targa e Paolo Miotti, e il 19enne Bard Ouai, difeso dall'avvocato Fabio Crea. La loro posizione, ribadita, è che la tragedia non sia stata dovuta a un agguato da parte dei 2 giovani arrestati, ma di un'aggressione subita caratterizzata anche da una sproporzione numerica dei presenti. La versione dei 2 arrestati era di essere usciti dalla discoteca aspettando un passaggio per tornare a casa, quando il gruppo di cui faceva parte Lorenzo, composto da 8 giovani, sarebbe sceso dalle auto e ha iniziato a picchiarli. Un video girato da un'auto che li seguiva ha immortalato parte della scena.